Palazzo Giacomelli, lo storico edificio trevigiano, diventa la sede di rappresentanza delle oltre 2400 imprese associate a Unindustria Treviso. Dopo un sapiente restauro durato 6 mesi del palazzo, ma anche delle prestigiose opere contenute al suo interno, diventa stupenda cornice di iniziative di comunicazione aziendale, di arte e di design, sede di concerti e di incontri culturali. Benedizione e taglio del nastro per inaugurare uno spazio rinnovato che si apre alla città. Palazzo Giacomelli è la casa degli imprenditori e in questo momento viene aperto però a tutta la cittadinanza. Mi sembra questo un bel gesto di generosità nei confronti del territorio da parte degli imprenditori trevigiani. Il libro che stringo con orgoglio, tra l'altro, rappresenta il percorso che è stato fatto durante questi 6 mesi in Palazzo Giacomelli per quanto riguarda il restauro, che non è solo un restauro ma è stato anche un modo per abbattere quelle che sono barriere architettoniche attraverso appunto la costruzione anche dell'ascensore. Importanti sinergie hanno permesso tutto ciò e per il 2015 Cassa di Risparmio del Veneto sarà partner delle attività che si svolgeranno a Palazzo Giacomelli. Si rafforza una partnership che da sempre, perché siamo sempre stati vicini al territorio come Cassa di Risparmio del Veneto, in particolare a Treviso, che è stata una città fantastica come crescita economica nel secondo dopoguerra, quindi qui ci sentiamo di avere radici e siamo stati onorati e lieti di rafforzare queste radici proprio partecipando al restauro di questo palazzo, che è proprio la testimonianza del genio veneto che unisce utilità e bellezza. Palazzo Giacomelli dal 1978 è indissolubilmente legato a Unindustria Treviso, simbolo per la città. Oggi ancor di più dopo la delicata fase di restauro. Interveniamo con un controllo, un'alta sorveglianza, talvolta una direzione scientifica dei lavori di restauro, perché il restauro venga fatto secondo i criteri filologici, i criteri corretti, diciamo, che poi vengono anche impartiti nelle nostre scuole. È un giorno bellissimo, non posso che essere riconoscente alle associazioni industriali, a chi ha reso possibile questo recupero, e anche mi piace moltissimo la vocazione che si vuole dare a questo palazzo, quindi uno spazio aperto alla comunità, agli imprenditori, ma anche a tutta la comunità trevigiana, investendo sulla cultura e sulla capacità di creare comunità che questi posti così belli hanno. Palazzo Giacomelli diventa dunque la casa degli imprenditori e al contempo un meraviglioso luogo di incontro, di cultura, aperto alla città di Treviso.